la vigilia di questo Natale ho fatto un invito davvero speciale. Uno è un principe napoletano e un altro viene da molto lontano. Uno si chiama Antonio De Curtis e l'altro invece si chiama Totò. Uno è venuto con la Cadillac, l'altro è venuto sì, ma senza Jack. Il principe pensa e parla ogni tanto, mentre Totò passa dal riso al pianto. Una tavola bella così non la vedeva da 1000 dì. Il principe assaggia un bucatino, Totò invece si fa uno spuntino. 3 pezzi di pane lo stocca fisso, perché in guerra nessuno è fesso. E dopo il primo arriva il secondo, mentre la gente parla del mondo. Il principe vuole tornare a casa, mentre Totò vuol fare tabula rasa. Che bello il Natale, viva la festa! L'aria del principe però è un po' più mesta. Totò lo guarda e gli va vicino e chiede: principe, un po' di vino? Il principe guarda il pover'uomo che sembra avere il viso come un uovo, ma non gli esce mezza parola. Totò afferra una bagnarola e al principe spiega un poco giocondo: mio caro nobile, così va il mondo. Vedi una grande conca di legno dove ciascuno sconta il suo pegno. Allora il principe dice una cosa a quel brav'uomo sempre senza casa: caro Totò, dai, non ci pensa, io la livella l'ho scritta tanti anni fa. Totò allora, un poco scontento, dice a De Curtis: siete voi, io lo sento, voi siete quello che tanti anni fa da festa e Natale m'ha fatto scordare.